Primo sono 4, per il secondo 30, terzo 30, 20, 10, 30. Sono tutte le persone Tutte persone, 15, 4, 9, 3, 4, 20, tutte che tornano in Cina. torna in Cina. Una chat in comune dove chi intende rientrare si scrive. Obiettivo, ci spiega Matteo Chiu, rappresentante della comunità cinese di Vicenza e del Veneto, raggiungere un numero sufficiente per fare un unico volo di cittadini cinesi per tornare in patria. Da quando è scoppiato il caso coronavirus, la comunità cinese ha visto piano piano svuotarsi negozi, ristoranti, centri massaggi e saloni di estetica. Con i recenti casi italiani e veneti attorno a loro si è fatto il vuoto. La nostra attività sarà sia all'istante, bar, anche grossista di Padova, quasi vuoti e non c'è nessuno. E di solito venerdì, domenica lì pieno gente e vuoti, tutti sarà intorno, in grossista sarà 7-10 persone. Scarseggia o manca il lavoro mentre ci sono dipendenti da pagare, costi da sostenere, tasse che incombono e allora che fare per contenere le perdite? Chiudere. Chi in vetrina ha messo il cartello con scritto ferie, chi ha chiuso e basta. Vi siete messi in ferie? Sì, perché per fare diminuisci le spese è meglio chiudere, tenere fermo, così magari quando passa sto coronavirus dopo li apri. La paura e la psicosi da contagio ha relegato la comunità cinese tra gli untori solo perché provenienti dalla Cina, nonostante le rassicurazioni e la profilassi. Questo virus ma non è arrivato portato a tutto il cinese, hai visto qua cinese o anche su un'altra volta tutto il cinese viene da Cina, hanno sempre isolata 14 giorni a casa, dopo esci, ma non capisco perché in maggioranza cinese, quasi tutti i cinesi, se va al supermercato, va a spese o altri centro commerciale, tutto con mascherina, ma gli italiani non hanno abituato a questa cosa qua.